Di nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano l'andamento dell'indice RT con la rilevazione aggiornata che riguarda il Friuli Venezia Giulia, un indice che scende a 0,68, ma è ancora troppo presto per dire se si prospetti il passaggio in zona gialla. La nuova bozza del monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia è da questa mattina sul tavolo degli esperti della Task Force regionale anti-Covid. Tutti gli indicatori risultano in miglioramento, in particolare appunto l'RT che è sceso da 0,88 a 0,68. Ieri il presidente della regione Fedriga aveva parlato di dati in linea con uno scenario da zona gialla, ma l'ultima parola spetta come sempre al ministro della salute Roberto Speranza. Il calo è stato progressivo nelle ultime settimane, da 0,94 il dato di partenza fino ad arrivare al dato di oggi, ma non è appunto sufficiente a garantire il passaggio alla zona gialla e il Friuli Venezia Giulia rischia dunque di restare in arancione. La nostra regione è quarta in Italia per i vaccini consegnati e settima per numero di cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Migliorano tutti gli indicatori che descrivono l'evoluzione della pandemia, ma il Friuli Venezia Giulia resta tra le poche regioni in cui sono ancora sopra la soglia critica le occupazioni delle terapie intensive e degli altri reparti. A dirlo è la Fondazione Gimbe. Il Friuli Venezia Giulia è quarta in Italia per dosi di vaccino consegnate per 100.000 abitanti. Sono 4.452 rispetto alla media italiana di 3.567. Nella nostra regione ha completato il ciclo vaccinale lo 0,51% della popolazione contro la media nazionale dello 0,45%. In questo caso siamo settimi nella classifica guidata dal Lazio 0,70% e chiusa dalla Calabria 0,16%. Le dosi inoculate a personale non sanitario risultano invece più basse rispetto al resto d'Italia, 16% contro il 22%. Sono i dati che emergono dal monitoraggio della Fondazione Gimbe sulla settimana che va dal 20 al 26 gennaio. Nel nostro territorio sono in miglioramento tutti gli indicatori considerati, ma restano sopra la soglia critica le occupazioni sia delle terapie intensive, 37%, che delle aree mediche, 52%. La Fondazione fa poi il punto sui vaccini anti-Covid. Al netto di ritardi di consegne, entro il 31 marzo il nostro paese dovrebbe disporre di 16.557 milioni di dosi tra Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Con queste disponibilità, puntualizza il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, solo il 14% della popolazione potrà completare le 2 dosi del ciclo vaccinale, ma non prima della metà o addirittura della fine di aprile. Gimbe evidenzia infine le notevoli differenze tra regione e regione nei numeri di vaccini che generano disuguaglianze. Per questo ha chiesto al commissario Arcuri che le poche dosi disponibili siano utilizzate per proteggere chi lavora in prima linea, con i pazienti e le persone più fragili, e che siano resi pubblici i criteri per la consegna delle dosi alle regioni. Continuano intanto ad emergere casi di positività tra gli alunni delle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia dopo i contagi registrati alle elementari di Colugna e quelli che hanno coinvolto le medie di Gonars, San Daniele e Tarcento. Ieri sera è stata attivata la quarantena per 2 classi della scuola primaria ad Annegri di Udine. In attesa di nuove indicazioni dal Dipartimento di Prevenzione, la dirigente dell'Istituto Comprensivo IV di Udine ha sospeso almeno per oggi le lezioni in presenza per una quarantina di studenti dell'istituto di Via Zucchi, attivando dunque la didattica a distanza, decisione che si è resa necessaria dopo la positività di 2 alunni, uno in seconda e uno in quinta. La durata dell'isolamento sarà comunicata ai genitori degli studenti solamente in giornata. Posti di controllo nelle zone più delicate del centro studi e la stazione delle Corriere Volontarie a supporto delle forze dell'ordine. Udine si prepara alla ripartenza delle lezioni in presenza per le superiori ed è pronto un piano per evitare assembramenti e problemi.
fin da subito si è capito che per quanto riguarda la città di Udine l'inizio delle elezioni con un unico orario sarebbe stato molto difficile da gestire. Voi contate che a livello provinciale sono 32 gli istituti scolastici superiori, di cui più della metà all'interno della città di Udine, e quindi per tutta una serie di ragioni sarebbe stato molto rischioso l'inizio delle elezioni nello stesso orario, e quindi si è optato, come diceva giustamente lei, per un ingresso scaglionato alle ore 8 e alle ore 10. Il prefetto fin da subito ha richiesto una collaborazione da parte delle polizie locali, compito che abbiamo accettato ben volentieri. Abbiamo però ritenuto che fosse fondamentale l'aiuto della protezione civile, che come sempre per tutte le attività di questa emergenza non ha detto di no. Abbiamo richiesto però anche il supporto di altre associazioni di volontariato. Questa è stata in particolare con la scelta che abbiamo fatto a livello comunale, più che steward, le associazioni dei carabinieri, dei poliziotti, dei finanzieri in pensione, che si sono messi fin da subito a nostra disposizione, e quindi faremo dei controlli mirati nei luoghi più sensibili, quindi agli ingressi e alle uscite dalle scuole, ma anche in particolare in alcuni luoghi della città maggiormente delicati dal punto di vista dei trasporti. Penso alla stazione dei treni, alla stazione delle corriere, con l'ausilio di queste associazioni. Ovviamente l'obiettivo non è certamente quello di elevare sanzioni, ma è quello di prevenire i fenomeni di assembramenti per prevenire il contagio. Certamente però nel caso in cui dovessero verificarsi delle situazioni troppo delicate o troppo rischiose, gli agenti saranno anche costretti ad elevare sanzioni. Questo ovviamente non certo per fare cassa, non è questo l'obiettivo, ma l'obiettivo è quello di far ritornare a scuola i ragazzi, ma di farlo in sicurezza. Per un uomo di 78 anni, Manlio Tumolo, che è stato trovato esanime nella sua abitazione di Bertiolo. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa e i parenti che non avevano notizie di lui da diverse ore. Aperta la porta, chiusa dall'interno, è stato trovato a terra ed era caduto battendo la testa dopo essere stato colto da un malore. Sul posto è intervenuta la squadra rilievi del reparto operativo dei Carabinieri di Udine per la presenza, che era parsa inizialmente sospetta, di diverse tracce di sangue in casa. La salma è stata composta in camera mortuoria nel cimitero del paese, dove è arrivato il medico legale per una ispezione esterna. Non sono stati rilevati segni di violenza nei confronti del pensionato. Il decesso è stato causato da un malore improvviso e quindi non ci sono responsabilità di terzi, esclusa la rapina finita male o l'aggressione. La salma è stata affidata ai parenti per le celebrazioni dei funerali. Ed è lutto a Gonars per la scomparsa di Natalino Rupeno, detto Nino. A dare l'annuncio i parenti, che dicono che il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Canciano Martire domani alle 11. La salma raggiungerà poi il cimitero di Ronchi dei Legionari. Natalino, 81 anni, è morto in ospedale. Era molto conosciuto per l'allevamento di cavalli arabi nel suo ranch di Gonars ed era molto noto per questa sua particolare attività anche nel resto d'Italia. Il sindaco Ivan Boemo lo ricorda come una persona molto educata e cortese. Lo si vedeva spesso sul suo sidecar giallo in paese. Ci mancherà, aggiunge il sindaco, che si stringe alla famiglia in questo momento di lutto. Anche i nostri corregionali all'estero sono in difficoltà per la pandemia. Ente Friuli nel Mondo ha inviato per questo farmaci e risposto a diverse richieste di aiuto. Problemi per la pandemia anche nei Focolars Furlans nel mondo. Cosa sta succedendo? Il problema è generalizzato, è comune, ci sono le stesse problematiche, però il problema principale che riscontriamo in questi momenti è l'aiuto che ci arriva dai Focolars Furlans. Si sono verificate, al di là del problema Venezuela, che ormai è noto, e come Ente Friuli nel Mondo abbiamo aiutato con dei progetti di aiuti sanitari, inviando medicinali con progetto finanziato dalla Regione, nel quale attraverso gli strumenti dell'Ente Friuli nel Mondo siamo riusciti ad aiutare tantissime famiglie in quest'anno, inviando migliaia di medicinali a famiglie che avevano bisogno.
ma il problema principale è quello delle strutture, delle sedi di Fugolars-Furlans in Australia, ma anche ultimamente in Argentina, a Buenos Aires. Ci arrivano segnali di aiuto per mantenere vive, non dico aperte perché purtroppo sono chiuse, ma mantenere vive, sono le tasse da pagare, sono le illuminazioni e quant'altro, e quindi queste sedi, che erano anche sedi di ristoranti, di luoghi di aggregazione, non potendo appunto avere degli introiti per mantenere vive queste strutture, corrono il rischio di essere chiuse. Quindi ci arrivano questi segnali e cercheremo di aiutarli, di essere vicini a queste realtà importanti di aggregazione per i friulani, altrimenti con questa pandemia già hanno difficoltà di relazionarsi, se poi non si riescono neanche a incontrarsi alla prossima apertura che ci auguriamo vicina, perdendo le strutture, per questo chiedono questo aiuto. Nuovo trasferimento di ospiti dall'ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine. Su disposizione della prefettura nelle prossime ore saranno trasferiti fuori dal Friuli Venezia Giulia, diretti in 6 località diverse, in altrettanti centri di accoglienza, 32 cittadini pakistani, un cittadino bengalese e 6 cittadini afghani. Raggiungeranno località della Campania, in particolare nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli. Intervento della Polizia di Stato e delle Guardie di Finanza questa mattina poco prima delle 7 a Villanova del Liudio, a San Giovanni a Tisone. Intanto, per un rintraccio di migranti lungo la regionale, un gruppo che è stato segnalato in prossimità di un incrocio vicino a un albergo e a un bar. Sono in corso le procedure di identificazione e il gruppo sarà quindi avviato al triage e alla quarantena. I cittadini stranieri sono stati abbandonati da un passeur intorno alle 6 nel piazzale davanti al bar. È stato il gestore a dare l'allarme. Si tratta di 10 migranti, tutti uomini, 9 bengalesi e un indiano, tra loro un minorenne. Sono tutti in buone condizioni di salute. Passeggiava in via Pozzuolo a Udine senza alcun motivo dopo essere evaso dalla sua abitazione di Campoformido, dove avrebbe dovuto rimanere perché sottoposto al regime della detenzione domiciliare. Lo hanno sorpreso appunto a camminare nel capoluogo friulano i carabinieri della stazione radiomobile della compagnia di Udine, che lo hanno denunciato. È un uomo di 39 anni di Campoformido che deve scontare una pena in casa sua in esecuzione a un'ordinanza emessa dalla Procura Generale della Repubblica lo scorso 23 gennaio. Ancora un investimento causato dall'attraversamento di un animale selvatico. È stato interessato il servizio di recupero fauna per un incidente che è stato causato da un capriolo sbucato improvvisamente lungo via Guglielmo Marconi a Porpetto, e il conducente di un'auto non l'ha evitato ed è morto nell'impatto l'animale. Danni alla vettura e per fortuna nessuna conseguenza per il conducente. Noi ci fermiamo qui con le notizie, ma ci rivediamo tra poco con gli approfondimenti di A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.